in Veneto è finito un ciclo politico, quello che ha determinato il governo di Galan prima e di Zaia poi per circa 30 anni. Secondo me è finito un ciclo politico e c'è bisogno di un nuovo pensiero per il Veneto, di una nuova azione, di una nuova strategia, e non tutto si risolve con un pragmatismo che in questo momento poi è diventato una sorta di fatalismo. Basta vedere cosa dichiara ogni giorno Zaia, non solo sul suo futuro ma anche su quello che potrebbe accadere in Veneto. La seconda cosa che credo dovrà testimoniare è che da tempo ho detto che è molto difficile che ci sia un terzo mandato per Zaia, addirittura un quarto mandato come candidato presidente della regione. La legge è stata affrontata in Parlamento, è stata bocciata da tutti e non credo che ci sia lo spazio per poterla riprendere. La terza cosa, come ho detto in tante circostanze, noi rivolgiamo un appello a tutte le forze di centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva ad Azione, per essere uniti nelle prossime elezioni regionali, per rilanciare un'alleanza larga, plurale, aperta anche a forze civiche, a liste territoriali che magari si occupano di temi specifici in giro per il Veneto. E lo facciamo perché siamo convinti che questa non debba essere solo una sommatoria di sigle politiche, ma debba piuttosto essere una proposta politica per il Veneto che possa dimostrare di essere un'alternativa. E ancora lei mi darà atto che in più di un'occasione ho detto, e lo ripeto anche qui, che siccome proiettate sulle elezioni regionali, queste europee hanno dimostrato che c'è una forza trainante, che questa è Fratelli d'Italia, la Lega ha 5 punti in meno del PD e se si deve rifare a Vannacci credo che abbia qualche problema nel Veneto, ma lo dico sentendo i leghisti. E noi abbiamo quindi la possibilità di costruire un'alleanza larga delle forze di centrosinistra, ma che si rivolga anche a quegli elettori più moderati o liberali o elettori del centrodestra e di Zaia, che magari non pensano di poter stare in una Veneto a guida meloniana. Questo è il ragionamento che io ho fatto in tante circostanze. Naturalmente questo non è un ragionamento politicista, è un ragionamento che deve avere delle profonde basi di carattere programmatico. Penso al fatto che il Veneto sia una grande regione che ha ottenuto importantissimi risultati, in cui c'è un sistema produttivo che ha retto le grandi crisi di questi anni, ma che in questo momento ci sia bisogno di una nuova strategia, ci sia bisogno di rendere le nostre imprese più forti, di una regia, l'hanno detto la CISL ultimamente parlando degli stati generali della manifattura. Penso che la nostra regione debba essere attrattiva per i giovani e per le imprese, ci sono troppi giovani che se ne vanno e non ritornano e occasioni dal mondo imprenditoriale che abbiamo perso. Penso che la nostra regione, che ha avuto una sanità di eccellenza per tanti anni, rischi di perdere moltissimo nella capacità di erogare prestazioni e servizi ai cittadini, che questa della sanità debba diventare una priorità. Quindi, come vede, penso a una grande alleanza, ma ad un'alleanza basata sull'esigenza dei veneti e sulla necessità di rilanciare un pensiero e un progetto per il Veneto.